Continua la visita al territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Siamo in località Portoviro presso il collettore Pado Polesano. In questo territorio il Consorzio è intervenuto con 4 progetti. Un progetto del 2015 per un importo di euro 2.387.393 nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale. Un progetto del 2016 per un importo di 950.000 euro come piano straordinario di interventi nel settore idrico. Un progetto sempre del 2016 per un importo di 2.500.000 euro per il piano straordinario di interventi nel settore idrico ed un progetto del 2022 per un importo di 2.500.000 euro riguardante investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Come si diceva prima, il collettore Padano Polesano nasce come canale di scolo di tutto il territorio della provincia di Rovigo. A seguito però del peccato originale del nostro territorio, a seguito della subsidenza, il collettore Padano Polesano non riesce più a scaricare come originariamente faceva in Po di Levante. Quando andate a Porto Levante, prima di arrivare a Porto Levante sulla destra vedete che c'è una struttura, una specie di ponte, di sotto c'è un manufatto con delle porte vinciane che sono tuttora visibili. Una volta l'acqua si caricava direttamente in Po di Levante con queste porte vinciane che si chiudevano quando la marea impediva il deflusso. Negli anni questo non è più stato possibile, quindi è stata costruita, come diceva Giacomo del Siviero, l'idrovora di Cavanella per scaricare il collettore padano dall'altra parte. Su questa parte di territorio si è pensato quindi di utilizzare questo importante corso d'acqua come un invaso di acqua dolce di volume praticamente infinito, perché c'è solo il limite del centro di Portoviro. Se chi conosce Portoviro sa che c'è la canaletta in via Sette Mari, mi scappava il nome della strada, che ha una portata limitata, però è sufficiente per garantire l'irrigazione di tutto il resto del comprensorio. I lavori che avete visto sono lavori finanziati con più linee finanziarie, sono diversi anni che progettiamo per riuscire a portare a casa finanziamenti. Tanto per dare ordine di idee, qua siamo 3 metri su in questo momento l'acqua del collettore è 8,50, quindi è 1,5 metri sopra la quota. Nel giro di 2 mesi dovremmo completare tutto quanto, quindi entro l'estate noi lasciamo libero il campo e il comune di Portoviro potrà iniziare a fare il lavoro di costruzione del ponte. Ponte Gramignara, il comune ha il progetto, ha già fatto la gara d'appalto e la ditta è in attesa che noi finiamo il lavoro per poi subentrare.